Da tempo sentivo parlare di un virus isolato in Cina, a cui è stato dato il nome coronavirus, ma non avevo mai prestato attenzione agli organi di stampa, i quali, saltuariamente, ma sempre più ne davano notizia. La cosa non mi riguardava, era lontano nei miei pensieri, tanto che nell'ultimo mio viaggio a febbraio di quest'anno ai Caraibi, inconsciamente pensavo che più distanza mettevo tra me e la Cina, più stavo tranquillo. Ricordo ancora le telefonate con mia mamma, la quale mi avvisava del pericolo del coronavirus. Al mio rientro, il chiacchiericcio sui telegiornali e gli articoli di stampa si sono fatti sempre più pressanti e continui. Ma ancora non avevo preso coscienza del pericolo, rassicurato dalla distanza e dal fatto che nessun contagio era stato riscontrato in Italia. Ma una sottile inquietudine iniziava a farsi strada in me. Pertanto decido di staccare con Torino, con l'intento di avere meno contatti con le persone. Stupidamente pensavo che meno contatti avevo, meno pericolo correvo. E sbagliavo. Succede che la sera dell'8 marzo, nella mia isolata casetta in campagna, avverto un brivido di freddo. Mi concedo dai miei familiari e mi metto a letto. Inizia a salire la febbre, accompagnata da tremolii. Chiedo a mia moglie delle coperte, ma le mie condizioni peggiorano tanto che assumo un antifebbrile. La mattina successiva decido di fare rientro in Torino e trascorro 4 giorni a letto con stati febbrili alternati a dolori ossee. Il venerdì, visto il mio peggioramento, chiedo la visita a domicilio del medico curante, il quale, dopo una visita superficiale, mi tranquillizza dicendo che i miei polmoni sono liberi, che non necessito di un ricovero ospedaliero e mi prescrive un antibiotico. Altri 3 giorni di fatica nel respirare e arriviamo al 18 marzo. Era martedì. In piena emergenza virus, decido di andare in ospedale. Mi accompagna mia figlia Alessia. Ricordo i saluti in macchina. Mi sono voltato a guardare casa come se fosse l'ultima volta. Appena giunto in ospedale Mauriziano di Torino, in area pronto soccorso, avverto che le mie condizioni fisiche sono peggiorate notevolmente. Faccio fatica a respirare. E qui inizia il mio calvario. Vengo sottoposto a tutti i controlli ed esami previsti e verso le 3 vengo adagiato in una lettiga trasformata in letto. Ora i miei ricordi si fanno confusi. Vedo personale sanitario che si alterna al mio letto, chi per attaccarmi flebo, chi per incapsularmi un casco in testa che da subito rifiuto perché mi manca letteralmente il respiro. Ho la febbre alta che mi appanna il casco e respiro a fatica. Del giorno successivo ho come un blackout, pochi ricordi, tutti legati alla sofferenza del casco e la fatica di respirare. Altro flash, vedo 3 medici tutti avvolti in teli, camici, i quali decidono di intubarmi e di trasferirmi in terapia intensiva. Prendo coscienza che se fossi stato intubato sarei morto e chiedo ai medici di astenersi dal procedere. Sento le mani di un infermiere che cerca inutilmente di infilare il catetere in vescica lasciandomi un dolore fortissimo al pene. Non posso precisare con esattezza del motivo per cui quella notte non sono stato più intubato. Aggiungo fortunatamente. Tempo dopo la stessa anestesista mi dice che nel frattempo c'era stato un ricovero di un paziente in fin di vita. Insomma, avevano deciso che sarei stato trattato in altro momento. Il pensiero che sarei morto non mi ha mai abbandonato, tant'è che nei rari momenti di lucidità col cellulare mando messaggi a mia moglie e a mia figlia che sarei morto. Ero stremato dalla difficoltà del respiro e dal casco decisamente non tollerato. Nel dormiveglia mi vedo disteso in un letto attorniato di medici scettici sulla mia ripresa. La mattina del 23 marzo, al passaggio dei medici, mi lamento del casco, insopportabile.
e decisamente lo strappo alla testa. Respiro. I medici decidono per il trattamento con la maschera a ventilazione forzata di ossigeno. Lo tollero. Ho delle sensazioni positive, passo tutto il giorno e la notte. Un incubo, attaccato alla maschera. Ho entrambe le braccia piene di buchi delle punture e sono tumefatte. Ma migliora il mio fisico, reagisce. Chiedo ad un successivo passaggio dei medici esattamente di cosa soffro e mi viene detto che sono positivo al coronavirus. Una mazzata. Ma chiedo, com'è possibile avere contratto questo virus? E diventa un'ossessione. Soffro questa situazione di estrema solitudine e costantemente penso alla mia famiglia, i miei genitori, la mia Sicilia e il loro supporto in questa fase mi è di grande aiuto. Moralmente sono a pezzi, fisicamente un po' meno. Mi alzo, vado in bagno anche se mi trascino 2 aste a cui sono attaccati le flebo. Inizia ad assalirmi la rabbia, lo sconforto, ma la successiva speranza di potercela fare. Sono giorni e notti molto difficili. Faccio appello a tutte le mie energie, penso molto. Faccio il resoconto della mia vita. La mia vita! La maschera non mi ha abbandonato. L'ossigeno ventilato mi asciuga la bocca e faccio fatica a deglutire. La notte è un incubo. Mi addormento e mi sveglio di soprassalto con la sensazione di soffocare. Allento la maschera e provo a respirare senza. Che sollievo! Ma dura pochi istanti. Pian piano i valori iniziano a stabilizzarsi e intravedo la possibilità di essere dimesso tra qualche giorno. Ma succede un fatto che mi rigetta nello sconforto più totale. La notte del sabato, a causa di una persistente stitichezza dovuta ai farmaci, la trascorro in bagno, faccio una fatica enorme per evacuare e ci riesco fortunatamente la mattina. Ma questo sforzo li pago a caro prezzo. Intorno a mezzogiorno si presenta una dottoressa la quale, dopo essersi sincerata delle mie condizioni, mi riferisce che avrebbe fatto un'ulteriore analisi e che se positivo mi permetteva di non fare più uso della maschera, che mi viene temporaneamente tolta. La gioia mi assale, percepisco che sono alla fine delle mie sofferenze, mi rilasso e mi addormento fiducioso. Ma vengo bruscamente svegliati da 3 medici i quali mi dicono che i valori sono precipitati e che dovevano mettermi il maledetto casco. Non riesco a parlare. Balbetto alcune parole mentre questi cercano di infilarmi il casco. Reagisco violentemente. Io il casco non lo metto manco morto. E la situazione si fa pesante. Uno dei medici mi dice che se non avessi messo il casco sarei morto. E si allontanano. Morto? Io morto? Ma non si può morire così. Mi rifiuto. Perché devo morire? Perché? Solo allora ti rendi conto quanto sia impotente e quanto è preziosa la vita. Quanto è preziosa la vita. Buonasera ai nostri telespettatori di Seche. Stasera vogliamo affrontare un argomento comunque comune a tutti, ma sai che non vuole un po' rattristire, non vuole rattristire i nostri telespettatori. Avete ascoltato un testo, sono parole scritte di getto, parole scritte da Carmelo, un siciliano al nord.
Buonasera Carmelo. Buonasera a voi. Benvenuto in questa trasmissione. Con Carmela vogliamo parlare, l'abbiamo conosciuto grazie a degli amici in comune, parliamo sempre del siciliano, di quello che è un siciliano, la voglia del siciliano di lasciare la Sicilia. Con Carmelo abbiamo conosciuto il siciliano al nord, abbiamo conosciuto una persona nuova, possiamo dire, no? Oggi. E abbiamo capito che quanto è preziosa la vita attraverso i tuoi racconti. Sì. Ecco, ti voglio proprio dire questo, Carmelo, quanto è preziosa la vita umana. Non apprezzo la vita umana, ce ne rendiamo conto quando proprio siamo quasi alla fine, allora sì, o quando ci succede qualcosa di brutto. Parliamo di Covid. Tocchiamo giusto l'argomento perché ormai sono 2 anni che Sì. ce lo portiamo appresso e a volte pensiamo che questa cosa sia, l'hai scritto pure tu di getto, ricordiamo come hai scritto tu queste parole, è stato, infatti Carmelo diceva ma guarda l'ho scritto di getto, non è corretto, perché è stato un momento, l'ho scritto in un momento di disperazione, possiamo dirlo questo, Certo, no? anzi, piena disperazione. Piena disperazione, quindi io l'ho voluto così com'era, come l'ha scritto Carmelo. Allora Carmelo, raccontaci la tua esperienza, che comunque sia non pensavi. Assolutamente, ero lontano 18.000 chilometri. Dove eri tu? Ero ai Caraibi, quando a febbraio eravamo ai Caraibi e lì iniziavano a parlare del Covid. Anche mia mamma mi telefonava e diceva stai attento, ma io sono lontano. Quindi non mi può toccare. Poi c'era il sole, il mare. C'era il caldo, era estate. Era impensabile parlare di Covid in quel luogo lì. Poi quando sono arrivato in Italia la cosa cominciava a concretizzarsi, quindi se ne parlava di più, anche se qualcuno negava. Anche perché poi tu sei a Torino, no? Io abito a Torino Quindi lì era già... Torino ancora era ai limiti della Lombardia, quindi c'erano pochissimi casi, tant'è che quando sono stato colpito dalla malattia gli ospedali erano letteralmente impreparati a questo avvenimento. Quindi tu sei un testimone Sì. tangibile, sei quello che può dire quanto lavoro avevano in ospedale, quanta sofferenza e quanto sei stato accantonato perché... Ho trovato negli ospedali tanta impreparazione, loro non sapevano come curare la malattia e per un malato arrivare lì e sentire da un medico non sappiamo come curarvi, Certo. si vedeva la fine, si vedeva in quelle parole lì. Anche perché a te ti hanno detto, A me hanno detto che ero alla fine. te l'hanno detto proprio Sì. chiarito. Hanno detto ti intubiamo perché ormai è stato È stata una bella emozione, è stata un po' di disperazione, no? Sì. Abbiamo un po' letto, lo vediamo anche dal tuo viso, dai tuoi occhi, la lacrimuccia ci sta perché sono momenti brutti e oggi comunque sia è passato. è passata e capisci quanto è importante la vita, quanto sono importanti gli affetti, Sì. quanto è importante anche le cose più futili, no? Allora, nel periodo che ero in ospedale ho fatto un excursus della mia vita e quindi ho dato valore a quello che La famiglia, i era la figli, famiglia certo. e il valore anche alle cose che sono materiali, no? Quindi fai un percorso inverso la vita. Forse maturi lì. Forse maturi là. Quando arrivi a toccare il fondo. Quando torni, tocchi il fondo e allora lì maturi. Matura l'uomo, inteso come uomo, no? Come io. Lì sì. Non è stato bello, assolutamente. Oggi, Carmelo,
La prima cosa che hai fatto cos'è? Tornare qua in Sicilia? Sì, era uno dei passaggi quello. Poi la famiglia, poi la Sicilia perché c'erano i miei affetti, cioè mio Certo. padre, mia mamma, mia sorella, Certo. sono stati molto importanti Nel tuo nel percorso. mio percorso, sì. Perché è un'esperienza. Ma tutto è stato importante, la mia figlia, mia moglie, tutto. Certo. E forse- Abbiamo parlato anche delle cose materiali, no? Certo. Dici, ma le cose materiali non sono importanti, perché poi ti aggrappi anche a quelle. Cosa ti rimane poi? Perché se pensi che stai per morire, sei morto. La morte è la fine, quindi, capito? Non c'è il percorso, non hai da ritornare indietro, cioè non hai possibilità, perché la morte è morte. Però tu ti sei arrabbiato in quel momento. Sì, io ero arrabbiato con tutto. Ero arrabbiato perché mi chiedevo perché devo morire, capito? Cioè io sono stato infettato, capito? Dici, io che cosa c'è? Cosa c'è? Perché devo? Io è una cosa che mi chiedevo, io sto bene, perché devo morire? Eppure no, i valori dicevano che io ero alla fine. Poi quelle condizioni lì, col casco, è una cosa, L'esperienza del casco? è stata traumatica. Perché noi nasciamo e viviamo perché respiriamo, no? Certo, l'aria è importante nella nostra vita. Ecco, io non respiravo. Una bruttissima sensazione. Io non respiravo. E quindi capivo che era finita. Comunque adesso, Adesso ho un anno e un mese 1 anno e 1 mese, quanto hai perso in quel periodo? di chili, Di chili? tanti, ne avevo tanti, Ho perso 20 kg perché Hai perso 20. non si mangia dopo così. Si pensa a tutto tranne che mangiare. Quindi poi ero mascherato, quindi era difficile anche mangiare. E poi avevo perso il sapore, gli odori. Certo, come È sappiamo la che conseguenza della è la conseguenza della malattia. Va bene, però non vogliamo intristire adesso i nostri No. telespettatori, no? Quindi Carmelo perché è qua? Carmelo è qua perché, come abbiamo detto, è un siciliano al nord. Sì, Quindi tu la tua Sicilia la porti in lungo e in largo è nel cuore. e nel cuore. A quanti anni sei andato via da qua? Avevo 17 anni e 11 mesi. Perché sei andato via? Per studio, avevo dei parenti a Milano, mi ero diplomato in perito meccanico e quindi volevo proseguire con gli studi di ingegneria. E sono andato a Milano. A Milano, hai 18 anni a Milano. Poi beh. in realtà È la vita, no? Perché a quell'età non si pensa. un altro mondo era, Non, per chi veniva da Caltagirone, certo, anche se è una città un po' chiusa, però Caltagirone. Caltagirone. Però ai tempi non offriva quello che magari tu cercavi, no? Purtroppo no. Purtroppo no, e tanti figli di Sicilia si trovano fuori purtroppo perché non c'è possibilità Infatti, di nei crescita. discorsi che si faceva con i compagni di scuola, i nostri esempi erano quelli che andavano via, non quelli che rimanevano qui, che volevano fare qualcosa qui. Certo. Erano quelli che a vinto corso è andato a Milano, che è andato a Milano. Quindi si Torino. seguiva quell'esempio là. E quindi ecco, l'esempio era quello. Oggi invece- Forse era una strada Perché, obbligata quella lì, forse di. bravo, hai detto bene, era una strada obbligata. Sì. Perché non avevi scelta. Non c'era. Se volevi formarti. C'era la manovalanza, chi doveva fare l'operaio. Ai tempi era Ai quello. tempi che cosa c'era? Non c'era nulla qua. Il posto più ambito era il posto al comune, all'ospedale. Io sentivo solo parlare di quei posti là. Cioè, per un giovane che potenzialmente poteva dare, doveva andare via. Certo, se avevi un sogno, solo Solo uscendo dalla io lo volevo Sicilia realizzare potevi. di sicuro. Quindi ti sei realizzato, Sì, poi sei entrato a Poi far sono- parte. poi sono entrato in polizia, ma è stato più per è stato un passaggio obbligato alla polizia, invece di fare il militare volevo fare qualcosa che trovassi uno stipendio e quindi è stato. Poi quando sei dentro la polizia non ti mette una divisa, ti mette una pelle. Quindi diciamo che è una missione, Sì, quella la che tu polizia è una sposi. missione. Una missione perché
anticipa i tempi se vuoi fare il poliziotto. Anticipa i tempi, il poliziotto deve anticipare i tempi, non può soccombere con i tempi, quindi tu devi sapere qualcosa in più dell'altro. Certo. Poi da lì hai trovato l'amore. Io ho trovato mia moglie. Però come l'hai trovata tua moglie? Con le origini? Siciliana. La siciliana. Ho detto va bene. Perfetto. Sì, mia moglie è di Caltanissetta. Avete una bella famiglia. Ho 2 figli. Ma tu sei sempre qua in Sicilia? Sì. Come trovi Caltagirone in questo? Molto cambiato. È molto cambiato. Diciamo un po', raccontami le tue sensazioni quando vieni qua a Caltagirone. I profumi. I profumi. Gli odori. E poi... Li senti tu gli odori a Caltagirone? C'è più dentro di me. E li senti ancora Sì. oggi? Sì. Io ricordo bambino quando piovevo, pure il profumo del mandarino, ma anche mia moglie mi dice tu sei tarato per quello che io li sento. Io so già, ma vedo un mandarino, so già il profumo, non c'è bisogno che lo mangi per saperlo. I profumi li adoro, sì. Prima hai detto che sei passato davanti a una scuola, a un istituto, cos'era? No, sono passato alla città dei ragazzi. La città dei ragazzi. Era il luogo dove passavamo le giornate noi a giocare a pallone. Tu praticamente vieni a Caltagirone e ti fai il tuo giro. Sì, Per tenere vivi i tuoi ricordi, no? È quello che comunque oggi ancora hai la fortuna di esserci. di esserci. Sì. Sì. Parliamo di cibo. È la mia fissa il cibo. Ho notato che è la tua fissa il Sì, cibo, anche perché perché io- i diletti. Io nasco, mi definisco poco per necessità, perché mia moglie lavorava tutto il giorno, io avevo 2 bambini, quindi allora, È giusto contribuire e in allora famiglia. dalle scatolette sono passato ad aprire, poi a cercare di imitare e poi Dio quando vedo la cucina I sapori siciliani. e poi sì, io Ma anche al nord fai così. sì, perché al nord cerco di mangiare siciliano. Anche perché al nord comunque c'è tanto di Sicilia, no? Sì. Anche se non è quotata come dovrebbe essere. Non è quotata come dovrebbe essere. No. Cosa pensi tu? Perché non è quotata? I siciliani sono una persona valida. Una persona che in qualsiasi settore dà qualcosa in più. E quindi Dovrebbe essere più apprezzata. proprio sì. Tu pensi di sì? Io penso proprio di sì. E io sono d'accordo con te. Grazie. Sono d'accordo con te. Grazie. Perché comunque abbiamo tanta cultura, anche attraverso il cibo. E tanta cultura che raccontiamo comunque ogni giorno, no? Certo, certo. Infatti seguo molto le trasmissioni. Cioè ogni volta che c'è una trasmissione che riguarda la Sicilia o il meridione in generale, io la seguo perché sono parte di essa. Capito? Quindi quanto ti fermi? Noi abbiamo voluto Carmelo perché, l'ho detto prima, perché è una dimostrazione che siciliani si nasce, perché lui quando parla ogni cosa intreccia la Sicilia, qualsiasi cosa è un intreccio, no? È vero. Quindi È un confronto più che altro. è un confronto. Sì. Come lo confronti? Anche sugli atteggiamenti, il modo di porsi. Il siciliano, ho detto, ha qualcosa in più rispetto, per nulla tolgo agli No, altri. perché no, che c'entra? Qua stiamo Cioè, parlando. però più intraprendente, più cerca l'inserimento più che l'isolamento, no? Noi abbiamo alcune regioni che tendenzialmente per E questo al nord si percepisce di più, no? Tu sei siciliano, perché? Perché hai la chiacchiera facile, perché cerchi. Non so, forse ce l'abbiamo dentro, cercare di predominare, no? In una situazione magari sbagliata, però sei lì. Ma a parte che l'arte di. Allora, la solarità,
questa voglia di accoglienza che a volte magari viene travisata e presa per invadenza, no? Sì, Perché al nord conforme. molte volte, con questo io amo il nord perché ci ho vissuto per tanti anni, quindi non è una distinzione tra nord e sud, in questo caso noi raccontiamo quello che è la nostra Sicilia e sicilianità. Sì, molte volte si confonde privacy, Sì. invadenza, si cerca di fare un miscuglio. Però alla fine sempre Però viene alla cercato il Alla siciliano. fine viene fuori. Tu mi dicevi prima stare al nord, un siciliano al nord. Un siciliano al nord, parlavi di solitudine. Ma io dico sempre, quando io abito a Torino, io l'ho trovata costruita a Torino, capito? Da piccolino qua vedevo nascere, quindi le case, vedevo nascere le strade, quindi È una cosa, è come un bambino che tu vedi crescere e quindi ti affezioni. Io ero in quel contesto lì. Io sono andato a Torino, era già costruito, di me non c'era nulla, non ho visto nascere qualcosa. E questo qua ti porta a essere ai limiti della... Quindi è che ti trasmette solitudine. Anche se mi sono inserito. Sì, vabbè, Ho certo. fatto 40 anni, ho fatto una famiglia, ci sono Certo. stato, però certo. c'è sempre quella... Ma è intrinseco in noi, non... È quella sciara che tu comunque ci scorre nelle vene. Sì, No? anche se, ripeto, io sono fiero di essere siciliano. Bravo. Chiudiamo così. Chiudiamo così, dicendo io sono fiero di essere siciliano. Però chiudiamo anche con un messaggio. E questo Carmelo vorrei che fossi veramente tu a darlo. Di Covid. Non si deve sottovalutare, che alla fine non è così lontano per come si pensa, no? Io ho detto che, e ho scritto, anche se non l'ho riletto, che è entrata in me una bestia. È entrata in te una bestia. Sono detto che è una bestia, è entrata in me. Ci sono persone che magari dicono non ti preoccupare, a me non succede, Non voglio essere cattivo, io ho sempre pensato e ho detto in certe occasioni, io non voglio male alle persone, perché volere male alle persone è essere cattivo. certo, Però vorrei far provare alle persone un giorno di quello che ho provato io, un solo giorno. E allora tante frasi che vengono dette così a casaccio, un giorno solo, almeno prendi coscienza. di quello che è la malattia. È una cosa molto, molto brutta. Che ti cambia la vita, Te la stravolge. te la stravolge. Infatti io ho detto il persico Carmelo di 64 anni fa è andato, adesso io ne ho 2 anni. Sei rinato. Sì, questa è la mia seconda vita. E in questa seconda vita adesso cosa vuoi fare? Le priorità. Tutto. Sono una spugna, cerco di vivere tutto, tutti i momenti. Quindi ha fatto, ecco, sei rinato e adesso tutto quello che ti... Certo, come se fosse una persona che rinasce qualcosa di ogni cosa. valorizzando tutto ciò che prima Dai magari... valore, ecco, soprattutto dai valore a ogni cosa. Quello che i tempi adesso non ci permettono di fare. Diamo valore. E fermarci un pochettino a pensare, Sì. no? Bisogna fermarsi. Perché la vita è così frenetica che ci porta... Io mi sono trovata a 66 anni e ho detto ma come ho fatto? Cioè, mi è volata via la mia vita. E questa è la vita. E questa è la vita, e questa la fortuna che sei qua a raccontarcelo, sei un testimone che può dire veramente non sottovalutiamo questa bestia, come la chiami tu. Io non l'avevo sottovalutata, non ci pensavo proprio. Ecco perché poi quando è entrata sta bestia mi ha distrutto. È stata molto dura, è stata. Perché ho vissuto 26 giorni Di ospedale. di terapia intensiva con un muro davanti, una maschera. Perché poi la solitudine è quella E solo. che... Solo. Io non, cioè la
solitudine è stata una cosa... A livello psicologico questa solitudine Sì. ti distrugge. Un giorno mi hanno portato degli effetti personali, me li hanno accompagnati come se fossi un appestato, mi hanno dato una busta dura che mi manda. Quindi questo senso di solitudine, tu mi parli di tua figlia che la salutavi dal vetro. Terribile, sono ricordi che segnati. Sì. Sì. Va bene, sono ricordi che ne farai tesoro. Sicuramente. E cerco di tramandare questi Ecco, tesori tra parentesi. Cerco, con chiunque parlo dico la vita stai attenta a viverla. Che a volte ed è una la vita, ricordiamoci. diciamo. È una sola la vita, non abbiamo la prova d'appello, 7 vite, 8 vite. Diciamolo anche ai ragazzi. La vita è una, finita questa, c'è il vuoto. Bene, va bene. Quanto ti fermi in Sicilia? Ancora un po'? Ancora una settimana e poi torno. Ancora una settimana, ma Ma ritornerai. sì, già è prenotato io, prenoto sempre. Quindi ormai Carmelo è spesso È e l'incubo di mia volentieri. moglie. Appena torniamo già sa che devo ritornare. Vabbè, ma tua moglie ho visto che comunque la sicilianità Beh, ce l'ha parecchio anche lei, ce l'ha parecchio. Mi naturale. diceva che al momento in cui arriva sullo stretto di Messina e vedi il traghetto, il brivido, ma per ogni siciliano, quello è il punto dove emerge le nostre emozioni, no? Quando arriva proprio dice, oddio, qua, Sei a sono qua, casa. sei a casa, bravo, sei a casa. Allora, benvenuto a casa, ben Grazie. ritrovato, ci vediamo la prossima volta, grazie Con per piacere. questa piccola testimonianza, anche se non vi volevamo far diventare tristi, però è giusto che ogni tanto ricordiamo che stiamo vivendo un momento molto particolare, è un momento che dobbiamo stare molto attenti. Questo cosa ti ricorda? Le luminarie. Questo è il nostro tipico di Caltagirone, no? Sì, c'ho anche il lumino dentro a casa mia. Quindi te la sei portata a casa. Col mecco. Col mecco. Originale. Il liquido no, perché l'olio, il petrolio, l'olio che si mettono. Però te la sei portata a Però casa, ce la un siamo pezzo di portata a casa. Caltagirone. Va bene, e con questa immagine, con Carmelo, vi diamo una buona notte e buona serata alla prossima, grazie. Buonanotte.